anno 2010, come dicono quelli bravi, la cometa di Halley di Irene Grandi all'interno di Alla Catalla di oggi venerdì. Abbiamo qualcuno in linea, pronto? Oh, buongiorno. Scusi se parlo piano, ma ho un problema alle corde vocali oggi, devo parlare un po' più piano. Buongiorno, mi dica. Travagliata stai, è vero? Sì, è stata una settimana un po' pesante, devo essere sincero. È stata una settimana un po'. Dice che ha travagliato. Allora, ma che cosa ride? Guardi che io è una settimana che mi smazzo. Ma dico, oggi è venerdì e sono anche stanco. Ma lo sa lei? Ma lei se l'ha voluto mai a Cantarella? No, Cantarella. L'ha fatto mai insistiato? Il mio compagno di classe si chiama Cantarella. Lei ce l'ha calato mai un filo a chiummo? Filo a chiummo? No, un filo d'olio sull'insalata, ma non. L'areola, sai che? L'areola. Ah, sì, quella dei santi. I santi hanno l'aureola. Sì. Capivo Zoiano, io ho consumato completo. Tutti i santi hanno nelle immaginette l'aureola. Il signor Castiglia e in questo momento è in pausa caffè, come succede di solito sempre a quest'ora. Candela, abbiamo un problema. Ecco, allora guardi, lei lo sa, sono stato autorizzato esplicitamente dal signor Castiglia ad occuparmi di eventuali problemi della sua costruenda a casa. Mi dica. Questo è una cosa che lei non può risolvere. Ma ci proviamo. Purtroppo c'è un po' Zoiano che ti scherzare con Filippo Terremoto. Insomma, non si scherza. E c'era una pammata nella spada, erano piano da sopra. Erano che travagliavano un do bacconi. No. La ringhiera è smontata. No. Filippo, arrovavo da sotto e attaccavo la testa andò terreno. Ma davvero? Ma da dove vi speccia di mettervi? Ma siete impazziti? Io che risaccavo, addiventavo un mese bindi. No! Addiventavo tipo a risaglia, l'avete sentito? Ma poverino! Ora chiamo a faro, potremo stirare. Ma guardi, stirare come? Cioè mettete uno da un lato, uno dall'altro? Io c'ho un'idea. Ecco, mi dica. Volevo una mulazza chiamano. Cos'è una mulazza? La mulazza? Zoiano, non sape manco chi è la mulazza. La mulazza è quella. La femmina del mulo, sì. Va bene, va. Vabbè. E allora? La mulazza è quella specie di macchinario. Sì. Non si basta o cemento. Ah, l'impastatrice. L'impastatrice. La mulazza si chiama. Ascolti, guardi, io ho sempre saputo che si chiama impastatrice. A fare pane. No, a fare cemento, la mulazza. Vabbè, passi la mulazza. E allora, diceva la mulazza furria, non la attaccamo chiamano. Esatto. La mulazza. Bene. Che bene, attaccamo un paravotto do fugone. Bene. E cominciamo a tarare. Esatto. Che dici, noi è buono. Potrebbe essere una buona idea grazie alla forza centrifuga dell'impastatrice. Che fa? Grazie alla forza centrifuga dell'impastatrice. Ma che dici questo parolo come telegiornale? No, ma che cosa è sta forza Catania? Quale forza centrifuga? Beh, questo sicuramente. No, io per forza centrifuga, forza Catania. Bene, vabbè, passi per forza Catania, vabbè. Allora ne autorizza. No, al momento no, mi dia qualche altra soluzione alternativa. Questa mi sembra un po' aggressiva, sinceramente. Però non abbiamo soluzione alternativa. Anche perché ma travagliare, cazzo, pare che siamo come a lei. Allora guardi, mi lasci pensare un attimo. Pensato. Fatelo. Lo potremmo fare. Sì. Posso sconti a noi se piglia responsabilità lei. No. Zoiano, teramo, forza. Ecco, io sono autorizzato. Cioè lei che ha avuto l'idea, io non l'ho avuto mica l'idea. Che deve andare un mese 95. No. Ferma. Allora ascolti, faccia la manovra al contrario adesso. E ora come facciamo? Non è che è una molla, che fa donna re. E allora guardi, salite nuovamente su in balcone, fate nuovamente lo stesso gioco di prima e ricominciate da zero. Io ricetta una cosa, teniamo una altro poco. Ecco. Lo facciamo deve andare 3 mesi bindi. Ecco. Così almeno potessero detto senza scala, che dici? È una bella idea, complimenti. Vada, zio Iano, vada.